Giorgio Maniero, capitano dell'Azzurra Novara, un'Azzurra Novara che deve arrendersi con un Viareggio che ha sfruttato ogni minimo errore, una squadra quadrata che si è difesa bene ed ha saputo ripartire sin dalle battute iniziali in maniera implacabile. Sì, intanto buonasera a tutti. Il Viareggio, insomma, non lo scopriamo oggi, è una grande squadra, giocano bene e abbiamo regalato il primo tempo. Perché sono convinto che se fossimo entrati in pista in maniera migliore il primo tempo, forse si parlava di un'altra partita. Secondo tempo invece secondo me abbiamo giocato meglio, molto meglio, però non basta. Niente, nessun dramma, lavorare, lavorare, come sempre, come noi è tutto l'anno che ci facciamo un mazzo così e prima o poi arriverà il frutto di questo lavoro. In settimana ci hai tenuto un po' sul fiato sospeso per quella botta, immagino molto dolorosa, rimediata a Giovinazzo. Come stai? Ti abbiamo visto in pista sin dai primissimi minuti del match. Ma come sto io non è importante, nel senso, sì, ho una microfrattura, ma quello non è un problema, si gioca sempre comunque, quindi quello non è un problema. Anche per dare l'esempio a sti ragazzi qua che danno tutto in allenamento, io sono il capitano e devo far vedere qualcosa in più e questi sono piccoli gesti, ma non conta. Oggi, adesso andiamo in spogliatoio, ci guardiamo e cerchiamo di tirare avanti, di non pensare, ma rimboccarci le maniche, lavorare, lavorare per cercare di tirar su punti, perché è quello che ci serve. Come hai detto tu giustamente, avete fatto un secondo tempo diverso, avete finito bene, decisamente meglio che con i campioni d'Italia del Trissino 2 settimane fa. Questo forse è importante a darvi morale e fiducia in prospettiva. Sì, ma noi siamo una squadra che non gioca male. Noi secondo me facciamo un bell'hockey, abbiamo dei blackout e stiamo cercando di capire perché. Magari un po' di inesperienza, magari non lo so, la paura, e non deve succedere. Dobbiamo giocare perché quando giochiamo e facciamo vedere cosa valiamo, diamo del filo da torcere a tutti. Quando invece facciamo questi primi tempi come oggi, possiamo perdere con tutti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.